Alta pressione. Alta pressione. Salve, io sono Cristina, questa è Alta Pressione e oggi ci troviamo qui ad Alghero in piazza Sulis. Oggi parleremo di un argomento un po' piccantino. Le donne sono più belle naturali o rifatte? Alta pressione. Alta pressione. Come ti chiami? Angelo. Sei di Alghero? Sì? Allora, ti faccio una domanda un po' calda. Spaventato? No. Allora, sono più belle le donne al naturale o rifatte? Al naturale. Tu sei mai conosciuto qualche ragazza che magari si era rifatta qualcosa? No, le ho viste però. Cioè si vedono in giro. O no? Ce n'è tante qui? No, qua no. Però se vai a Roma sì, sicuro ce ne saranno parecchie, no? Qua no. Qua ad Alghero non tantissime. Soprattutto non è che sono giovani. Magari sono un po' più le persone grandi che si rifanno. Però si sente anche di tante ragazzine che magari adesso già da piccoline si mettono i soldi da parte, la paghetta, perché quando arrivano a 18 anni vogliono rifarsi per esempio il sesso. Ma secondo me non è che sia proprio così, soprattutto qua ad Alghero. Che domanda, naturali, è chiaro, sempre. Però poi quando le mogli magari cedono con l'età, certi uomini la vogliono rifatta. Se ci si vuole bene, ci si vuole bene. Quello sicuramente. Invece secondo lei? L'amore va al di là della figura esteriore. L'amore è una cosa diversa, è un legame diverso. Chiaro, è un legame, ma è il legame. Senza amore non c'è neanche legame, altrimenti diventa un'altra cosa, altrimenti è esclusivamente materialismo. È estetica, ma l'estetica migliore è quella che viene fuori dall'animo di un individuo, sia uomo che donna. Perciò né belle, né rifatte, né naturali, l'importante è che ci sia l'amore. Anche perché sai che se è rifatta, se è rifatta non è più la stessa persona con lo stesso corpo che hai conosciuto. Perciò meglio le donne naturali, Apprezzi nel bene e nel male le cose, no? Giustissimo. Bravo, questo signore ci piace proprio tanto. Facciamo un saluto però al mio programma. E lo facciamo un saluto al programma. Beh, se il programma è serio, perché no? Per forza è serio. Facciamo delle... No, dovete dire ciao Alta Pressione. Ciao Alta Pressione. Anche se siamo in bassa pressione perché è scirocco, ciao Alta Pressione. Io personalmente preferisco seno naturale, con la mia vecchiaia preferisco tenermi quello che ho, né rifatto né seno né viso né niente, proprio così come sono. Tutto natura? Sì, preferisco di gran lunga. Se una non le piace il proprio seno fa bene, cioè nel senso... Quindi la chirurgia è necessaria Sì. laddove una persona non è contenta. Ma lei lo farebbe? Io no, Lei è contenta così? sono contenta così, sì. È bello quando sta nella coppa di un champagne, quindi meglio di così. Ma seni. Seno rifatto o seno naturale? Cosa mi può dire? Naturale. Naturale, forever? Beh certo, ci mancherebbe. Quindi lei non è d'accordo con chi si rifà troppo o poco? Assolutamente no. Non lo so, non mi interessa più né il seno naturale né il seno rifatto. Quindi ha perso l'interesse, insomma, per la... Ho perso completamente l'interesse, sì. A una certa età si perde anche quello, guarda. Ha ragione. Poi c'è pericolo che tastendi si gribia questa cosa. Ah beh, sì, è vero, ci sono stati infatti anche casi di esplosione in volo di seni. Non si sa mai, no? Dipende, cioè se è fatto in maniera proporzionata al fisico può anche stare, se uno si sente meglio col seno rifatto ben venga. Certo, quando ti vedi queste con delle cose sproporzionate... Ma tu lo faresti? No, anche perché sono fortunata, non ne ho bisogno. Avendone bisogno? Non lo so, perché io sono un po' contraria alla chirurgia estetica. E invece tu? Fine a se stessa. Io il seno meglio che non me lo rifaccio. Tu ce l'hai a posto? Ne ho già abbastanza, guarda, anzi lo dovrei eliminare un po'. Grazie. No, io non lo so. Io avevo una moglie che aveva bello. Quindi? Naturale, più che naturale, guardi, le dico. Era fantastico. Non saprei riconoscerlo, quindi non lo saprei sinceramente. Entrambi? No, io preferisco quello naturale.
Al 100%? Sì, al 100%, brutto ma naturale. E lei come mai entrambi? Cioè all'occorrenza? Come non conosco né l'uno né l'altro, vedere se... Sono naturale. Come mai? Le cose naturali sono quelle che mi piacciono di più. E se non c'è niente, niente? Vuol dire che doveva nascere così. Te la pigli come viene, insomma. Esatto. Grazie. Ciao, prego. Ma guardi, sono troppo vecchio per queste cose ormai. Addirittura. Ma un piccolo pensiero a riguardo. Guardi, rifatto non mi piace. Grazie. Non saprei, ma meglio naturale, penso. Quindi non crede che sia necessario rifarlo all'occorrenza? Secondo me no. Lei sarebbe contento di avere una donna naturale, comunque scarsa, di taglia? Beh, no, però va bene lo stesso. Meglio così che rifatta è troppo evidente. Io ignorante in materia. Completamente? Sì. Non se ne intende? No, addirittura. Ma in TV quando vede donne rifatte cosa pensa? A una certa età non se ne parla neanche di queste cose perché... addirittura, dai. Addirittura. Io ho la mia età e queste cose non le guardo più. Prima si guardava un po', magari il passo al giovane. Lei ad esempio cosa pensa? Non sono mai stato capace di pensare in tutta la mia vita, adesso mi metto a pensare. Vabbè, ma un minuto di sforzo, no? Sono riuscito a mettere 2 più 2 in tutta la mia vita, quindi... Guardi, è una cosa proprio alla quale non ho mai pensato, ognuno se lo tiene come secondo me. Quindi a ciascuno il suo? Certo. Ma quando vede donne rifatte in TV cosa pensa? A lei va bene? Cioè, se lei dovesse avere una donna rifatta? Le ripeto, non è una cosa alla quale proprio non do nessun peso. Va bene. Dipende poi, non so. Va bene, grazie. Prego. Buongiorno signori. Parliamo di seno rifatto o seno naturale? Cosa preferisce lei? Seno rifatto o seno naturale? Naturale. Sempre? Sì, sempre, mi è piaciuto sempre naturale. Lei è abituato al seno naturale? Sì. Va bene, invece il suo amico cosa pensa? Per mia moglie ce n'ha troppi. Ah, sua moglie? Quindi lei è stato fortunato? Fortunato sono, sempre fortunato. Complimenti. Mia moglie ne ha troppi. Complimenti alla signora. Infatti, così che siamo d'accordo, tutta roba naturale vogliamo. Grazie. Prego. Naturale. Quindi tu non... No, per il terrore degli aghi e della chirurgia. Quindi tu non sei d'accordo con chi si rifà? No, beh, sono scelte. Io non lo rifarei, però ognuno può fare quello che vuole, non è che mi cambi molto. Adesso, in questo momento adesso sì. Naturale. Sempre naturale? Sì. Quindi a oltranza, lei non vede di buon grado chi si rifà? Quello che dà la natura uno obbliga che l'accetti. Ma non lo so, a meno che una non si senta bene con quello che ha, magari potrebbe anche aiutarsi. Quindi in caso di disagio eccessivo? Sì, se una non ha niente, ovvio, se poi una seconda andrebbe bene. Cioè, mia figlia dice sempre così, lei non ha niente. Quindi vorrebbe rifarsi? Potendo magari starebbe meglio. Non penso che contribuisca a avere più femminilità una donna con un seno rifatto. Ecco. Ci sono tante altre cose, aspetti del corpo che più possono attrarre, è più importante, sì. Quindi anche lei è fautore della madre natura in sostanza? Direi di sì, ha fatto sempre le cose migliori. Lei dice? Sì. Quindi quando vede in TV donne rifatte cosa pensa? Molta tristezza per loro. Perché non sanno invecchiare. Naturale. Sicuro? Sì. Naturale. Naturale, ma se vede un bel seno rifatto cosa le suscita? Niente. Neanche un po' di interesse, approvazione? Sì, un po' si guarda. Si guarda, quindi l'occhio casca sempre. Parte, certo. Quindi è sempre convinto del seno naturale? Certo. Cosa preferisce? Naturale. Naturale? Questo era quello che pensava la gente, io vi aspetto alla prossima puntata. Un saluto da Alta Pressione e da Cristina. Ciao! Alta Pressione. Alta Pressione.